Fiume Veneto è confluito con l'Azzanese, mentre Zoppola è confluito con Pordenone. Gianni Sartor, Presidente del Parlamento friulano, due pesi, due misure? No, ho avuto l'impressione che si sia svolta una partita a risico tra due assessori regionali, perché evidentemente bisognava pensare a fare la grande Pordenone e che desse lustro a uno dei due assessori, e la grande Azzano. Quindi alla fine nel match, nello spostamento delle truppe, diciamo che Fiume Veneto aveva votato, il Consiglio Comunale, la maggioranza aveva votato per aderire a Pordenone, mentre Zoppola anche. Solo che Zoppola, facendo riferimento ad un noto assessore regionale, hanno addirittura... Assessore regionale chi? Il vicepresidente, tanto per non far nomi, Sergio Bolzonello, okay. Lo sillabo anche, no? E dall'altra parte Pannontin evidentemente aveva l'interesse di attirare Fiume Veneto verso Azzano. A Zoppola addirittura hanno anticipato il Consiglio Comunale per evitare che il Comitato raccogliesse troppe firme, si sono fermati a 500, non hanno voluto sentire ragioni e quindi hanno legato per i prossimi 10 anni il mio comune a Pordenone, quindi relegandolo a una marginalità. Quindi lei, Sartor, si sarebbe mosso in maniera diversa? Assolutamente, ma la logica voleva che Zoppola si potesse unire e fare un'unione con Casarsa, con Valvasone, con San Vito al Tagliamento. Questa era la logica, certo. Neanche con Fiume Veneto d'Azzano. Cioè si è stravolto tutto per assecondare le mire espansionistiche, le chiamerei io, perché non riesco a capire. Ecco, abbiamo ancora pochissimi secondi. So che il suo Parlamento friulano, per quanto riguarda la solidarietà, sta facendo dei passi da gigante. Ultime news, per quanto quali facciamo è sempre troppo poco, perché io continuo ad avere richieste che cerchiamo di assecondare, però diciamo che ad esempio la coppia che ho segnalato di San Giovanni a Nettisone, finalmente il marito è riuscito a trovare lavoro. Bene. E quindi insomma piano piano. Grazie quindi a Gianni Sartor, Presidente del Parlamento friulano.